Allora, l'Enel sosteneva che non si può mettere una spina nella sabbia e ottenere energia, energia elettrica per indicare territorio. Domenico Gemelli, Lega Ambiente. Allora, il problema era che per fare un impianto era impossibile mettere no, fare un impianto, cioè era una forma, un paradosso. Non è possibile mettere una spina facile, cioè ricavare energia elettrica in modo così semplice. Io metto una spina nella sabbia e ottengo energia. Occorre come dire, un complesso, un'industria come l'Enel. Ecco, questo lo può fare l'Internazionale Energia Elettrica Italiana. Cioè l'energia elettrica la può fornire solo l'Enel. Invece siccome i pannelli fotovoltaici sono fatti proprio no? Allora dico la spina nella sabbia, io la posso guardate quanto vento che c'è a Messina, potremmo fare girare la voglia a pale. Quindi dicevo, allora io posso mettere anche, invece, usare proprio la sabbia, c'era questa coincidenza, usare la sabbia. E quindi hai fatto una relazione di un bel malloppo per dimostrare che tutto il problema energetico, no, niente, questo l'hanno copiato, questo hanno fatto una copia in bianco e nero, ma era tutto a colori. No, è tutto la problematica dell'energia. In Sicilia o in generale? No, in generale, tutto il problema perché si devono mettere. Il discorso è lungo, non è che. Adesso faremo una bella. Perché si deve. Ora stavo facendo il nucleare, come ti dicevo l'altra volta quando c'era, ora sta tutto il discorso sul nucleare, che è un altro mallotto. Ingegnere Gemelli prossimamente ci spiegherà tutta questa sua ricerca e faremo un video dedicato esclusivamente a questa ricerca.